Bentornati a Love, ci siamo lasciati con la parola orgasmo, no Emi? Stavamo raggiungendo un quorum. Esatto, stavamo proprio dicendo come l'orgasmo non sia solo un fatto fisico, ma anche la parte psicologica sia molto importante nel appunto accendere questo piacere fisico che appunto va a coinvolgere tutte le sfere della persona, e questo anche molto per l'uomo, come ci confermano i nostri ragazzi, quei carissimi ragazzi in sala, quando spesso invece le ragazze pensano che per l'uomo sia un fatto meramente meccanico o fisico. Invece la cosa che sembra emergere da questa prima parte è l'elemento, diciamo, centrale, il fatto che l'uomo è molto attivato, diciamo, dal punto di vista della sua eccitazione, del suo coinvolgimento nel rapporto, proprio nel momento in cui si trova con una partner che ha piacere in ciò che riceve da parte dell'uomo e nel creare questa sintonia, questo scambio. Giusto? Sì, direi assolutamente di sì, che poi in realtà è un discorso abbastanza femminile, o perlomeno nei preconcetti, invece a quanto pare è comune. Allora qual è il gap? Cioè, perché non si riesce a comunicare? Cioè, che una pensa una cosa, uno pensa un altro, cioè perché non ci si mette a tavolino prima di finire a letto e ci si racconta che cosa si desidera? Cioè, voi ci avete mai pensato a quanto in realtà la comunicazione a letto possa essere efficace? Voi parlate quando siete in intimità, che dite, al di là delle classiche paroline a cliché che ci stanno in certi momenti? Ma se non vi va bene una cosa, cioè se chiedete alla vostra compagna che cosa vorrebbe, se è soddisfatta? Se si vuole essere trasparenti bisogna parlarne, anche sul momento. Se c'è qualcosa che non va bene, ditelo, sia maschi che femmine. Ci deve essere questa complicità, perché se no manca tutto il resto. Se c'è qualcosa che può dare fastidio, ci si viene incontro. Cioè magari all'uomo piace esattamente quella cosa, però a lei non piace proprio per niente. Rinunciare da una parte o dall'altra. E perché non si parla? Perché abbiamo paura di deludere il partner? Cioè, perché non si ha questa tendenza a non dire? L'uomo probabilmente ha paura di non quagliare. Ok. Quindi, insomma, di non quagliare cosa intendi di non quagliare? Di non riuscire proprio, magari, vabbè, ormai sei partito, perché se ne parla sei lì. Vuol dire che stai facendo, cioè, esatto. Non è che... Potrebbe esserci una perdita della libido. Quindi cerchiamo sempre di tenere alto il morale, diciamo, no? Alte le bandiere. Quindi un altro segnale, tu stai dicendo, che può smontare il fatto di parlare con una tempistica, diciamo, non opportuna. Sbagliata. Come a me succede sul lavoro, se dici la cosa giusta al momento sbagliato è comunque sbagliata. Ma c'è un modo per... un tono, cioè una cosa detta in un modo piuttosto che un'altra può avere la stessa efficacia oppure può essere completamente deleteria? Devastante. Cioè, allora, se è sbagliato il momento. Si dice addirittura che la cosa più antisesso al mondo sia la risata, quindi una donna che magari vuole sdrammatizzare il momento ma si fa una sonora risata, forse effettivamente... Dipende quale momento. Quello invece non vuole offendere nessuno, capito? Vuole stare lì e dice vabbè la butto sullo scherzo, la butto lì, faccio due risate e poi te lo ritrovi lì steso in rianimazione, non c'è niente da fare, che momenti sono... insomma, lasci stare, dice vabbè aspettiamo un paio d'ore. Invece voi ragazzi parlate? Che facciamo? O vi smonta parlare? O... No, a me piace parlare, cioè se ci sono da dirsi delle cose per me bisogna dirsele a livello di coppia, e invece a livello proprio di sessualità non bisogna dar nulla per scontato o non bisogna neanche avere delle pretese, quindi se non dai nulla per scontato e non hai delle pretese puoi anche arrivare a parlare tranquillamente, perché alla fine la ricerca del desiderio può essere appunto solamente a livello di complicità, secondo me, e quindi perché non poterne parlare? O se no, oltre alla parola ci possono essere anche altri metodi di comunicazione.
come per esempio guidare anche il proprio partner. Non è che bisogna arrivare lì a letto con il taccuino della buona trombata, no, No, direi proprio di no, però dei suggerimenti, delle piccole cose, magari, che ne so, penso a una mano guidata, piuttosto che un sorriso, un viso complice, o anche un cambiamento di rotta. Anche una donna che prende l'iniziativa magari può essere vista di buon grado, ecco, non è per forza non mi piace quello che mi stai facendo, adesso ti faccio vedere io come si fa. No, vuol dire anche partecipo a quello che è il tuo sforzo nel compiacermi con il mio desiderio di fare E il altrettanto. mi piace così, o mi piacerebbe così. Esatto. Però bisogna riuscire a farsi capire. Esatto, Quindi bisogna è modulare. lì che bisogna studiare la donna e capire come e cosa. Cioè, sempre capire chi hai davanti. Adesso io torno di nuovo nel mio lavoro, devi capire chi hai davanti per sapere cosa e come proporti. Quindi Assolutamente. in base a quello che hai arriviamo a questo. Però questo è un po' difficile quando magari i rapporti sono... Perché adesso si crea questo tipo di problema? Intanto anni fa che succedeva? Passavi 700 mesi a cercare di conquistare qualcuno, quando finalmente ci riuscivi che avesse le smagliature, che fosse senza un dente, che chi se ne frega. Adesso c'è così tanta profferta che o è buona la prima, o arrivederci e grazie, tanto è pieno. E quindi questa cosa un po' porta anche a non prestare tutta questa attenzione alla comunicazione o a capire chi c'hai davanti. E questo credo che sia il problema dilagante Però vedi, anche nelle puntate precedenti è sembrato che questo meccanismo, questa diciamo, ideazione del mercato, no? E dell'offerta e Sì. della domanda sia, mi pare, sicuramente molto forte nell'immaginario femminile. Non so se i ragazzi la vedono in questo modo oppure... Cioè voi quando uscite e avete voglia di tornare a casa con qualcuna, uscite a botta certa, cioè sapete che prima o poi pure alle 5 della mattina con 7 cocktail in corpo, che tanto non vedete a un palmo dal naso, qualcosa trovate. Cioè c'è questa consapevolezza, perché pare che tutti riconoscono questa situazione come dilagante, come universale, tutti se ne lamentino e tutti siano però soli. Allora c'è qualche dettaglio che sfugge. Se tutti cerchiamo l'amore o la relazione stabile o il partner con cui comunicare le nostre esigenze o con il quale perlomeno parlare, perché tutti alla fine in realtà non ci abbiamo tutta sta spinta? Cioè, secondo voi qual è il discorso? Voi fate parte dei tutti? Beh, tu parli con Nicolas che c'è la fidanzata da 4 anni, Emilio, e allora? No, io ritengo che forse sia necessario ritornare ad una maggior naturalezza dell'approcciarsi, no? E quindi diciamo resettare questo sistema domanda-offerta, no? Che riscontriamo attualmente. Ma all'uomo piace cacciare? Beh sì, Sì? io direi di sì. Oh. L'abbiamo detto l'altra volta, secondo me, come dicevo, no? Ad oggi, proprio per la parità in tutto, mi sembra che avessi proprio detto l'uomo è cacciatore, ma anche la donna è consentito essere cacciatrice, ricordandosi che era Eva a mangiare la mela. Esatto, se voi andate in discoteca e vedete quella con la minigonna, la calza a rete tutta scollata, il push up che vi guarda così con la... Che fate? Cioè magari quella è più... oppure vi è sembrato poi nelle vostre esperienze che quella casa e chiesa tutta santarellina eccetera fosse quella dalle più grandi sorprese? Secondo voi che succede? Quelle un po' nude ti lasciano poca aspettativa. Oh. All'uomo piace sognare anche, cioè deve avere tutto il suo iter mentale. Benissimo. Quindi Donne, avere prendete già- appunti perché... Avere già troppo di fatto... Questo è un ottimo Studiamola. suggerimento. E poi adesso, per ritornare ai 7 cocktail in corpo, c'è chi parte col primo per avere un po' più di spinta perché comunque è timido e poi magari va oltre. Sono timido, sono ubriaco come una ceppa. Esatto, e quindi anche volendo non c'è più niente da Se fare. proprio lei ci sta, è lei che ti viene a raccogliere e ti porta a casa in carriola. Dopo, quando Con ti la carriola risvegli, è tutto fantastico. bene, parliamolo.
È vero, è verissimo. Vabbè, io ne conosco di amiche che mi hanno detto, oh, tanto ha fatto, tanto ha detto, che alla fine era sbronzo marcio e non solo si è addormentato nel bel mezzo, ma proprio... Quindi ragazzi, cioè, veramente, cioè, beviamocene uno giusto per dare una... Però poi basta, nel senso che poi, insomma, anche perché con la fiatella di Cocker Room, ragazzi... Ha diventato gli energy drink proprio per non essere sbronzi e avere il massimo della resa. Esatto, sfruttiamoli, vedi? ce ne sono un'infinità. Ce n'è un'infinità, senza fare pubblicità abbiamo una miriade di aiutanti magici nel caso in cui ci stesse calando la palpebra e avessimo bisogno di un supporto. Ma tutti sti orecchini, che succede? Nel senso, io li adoro, sono piena di piercing, però secondo te perché? Cioè, come te li tirano? Cosa succede? No, non succede niente. No, sì, gli orecchini sono, cioè, li ho fatti che ero abbastanza piccolo, cioè, il primo orecchino, vabbè, l'ho fatto che avevo 12 anni, cioè non è troppo piccolo, però. Beh, insomma. Però, sì, i piercing forse possono essere più legati anche alla sessualità a livello estetico, però non solamente, cioè, sono discorsi di insieme. Sono ambivalenti, c'è sia una ricerca di trasmissione di un messaggio, come può essere una pesantezza o, non lo so, il fatto di mettere dell'acciaio a contatto con il proprio corpo. È comunque una scelta, il fatto di forare. Io vabbè, ho forato entrambi i capezzoli e li ho leggermente dilatati fino a 2,5 mm. Santa pace. E no, Viene ed rabbrividare. è la personalità comunque alla fine di ogni persona e sono... Quindi rientra in una trasmissione di un tuo messaggio comunque. Sì, di un mio messaggio che però non può, cioè, può essere anche solamente l'accettazione di un dolore e non per forza una trasmissione di sessualità o rabbia. Cioè, poi dopo vengono interpretati da ogni persona come la propria persona vuole interpretare una determinata cosa. Ok, e a proposito di piercing, a voi ragazzi, e partendo da te, la ragazza con il piercing piace, è ricercata, qual è il limite? No, come E diciamo... dove ce l'ha sto piercing soprattutto? La maggior parte delle mie ragazze erano totalmente diverse da me e quindi assolutamente E perché? non c'è una ricerca di una similitudine per Esatto, forza. ma secondo te è un caso oppure noi tendiamo, essendo esseri concavi e convessi, in realtà ad attirare una persona diametralmente opposta? O comunque diversa? Perlomeno nell'apparenza, ecco. Secondo me in questo caso si tratta proprio davvero solo di gusti estetici, cioè c'è chi dice che gli opposti si attraggono o che per stare assieme in qualcosa bisogna avere dei punti di contatto, essere comunque simili, ma secondo me una vale l'altra, cioè vanno bene tutte e due e nessuna, quindi magari lui che ha molti piercing può stare tranquillamente con una ragazza con i piercing e tutto quanto, e come con un'altra ragazza ad esempio che a livello di aspetto esteriore non ha nulla di tutto questo, ecco. Quindi Sì, questo è vero, però io, insomma, nella quotidianità ti rendi conto che fondamentalmente le coppie vanno molto anche esteticamente, o forse è un passaggio successivo, cioè io mi accorgo in mezzo alla strada di notare delle somiglianze, è un po' l'effetto cane padrone, ok? Cioè a un certo punto una somiglia all'altro, quindi vedi i due modelli tutti leccati alla testa e i piedi lucidi e meravigliosi, eccetera, poi vedi i tuoi due pancabestia con i due cani tutti, capito? no, è vero, Oppure forse quindi sì, si tende a prendersi... secondo me sì, dopo c'è una convergenza di stili, di aspetto, tant'è vero che anche a me una volta era la foto di un matrimonio e quindi c'eravamo noi due, ci hanno immortalato Anche lì con la giacca en passant, e la... anche lì con la giacca eccetera, e ci hanno immortalato questo l'anno scorso, era primavera, e hanno detto ma vi somigliate. Siete fratelli. Oppure quest'estate mi hanno chiesto ho visto tua sorella, no, come hai fatto a vederla tu, perché no, cioè, e invece era È la tua mia fidanzata. Quindi E- sei tu che assomigli a lei o lei a te? questo è un punto di domanda. Questo è un bel gap. Stesso estetista. Stesso estetista, allora questo potrebbe, però io con te, tra te e Lina, una grande soprattutto somiglianza la non donna noto. è estetista. C'è. C'è.
La donna è estetista. Ma E la donna all'uomo che non vi- piace, nella maggior parte dei allora casi. affrontiamo questo discorso. Cioè la donna, sai quante ne vedo io? Io quando ero più piccola lo facevo anch'io, in spiaggia, attaccata, il puntino nero, quello, quell'altro, su e giù. Pure tu stai cercando un È più attimo forte di voi. Più forte di noi. Sopportateci un pochino. Lo facciamo per voi e per rendervi più sempre per gradevoli. Ho le sopracciglia lì con la pinzetta torturando. Ognuno ha le sue. Sì, però ancora non abbiamo sentito sul piercing. Questi ragazzi ci sfuggono. Voi cosa ne Magari pensate? non ne di frega questo? niente Il del piercing a me personalmente piace, deve essere nei punti giusti. E quali sono questi punti giusti? La lingua. La lingua. Perché? Soprattutto- Perché è stimolante. Io non ho mai baciato una persona con il piercing alla lingua, però Molto interessante, se entriamo nello specifico, raffreddare il piercing, quindi proprio questa sensazione di freddo in contrasto, bisogna sempre andare in contrasto, penso in tutto, bisogna... agrodolce, quindi... Sì, In freddo che caldo, senso? freddo Cioè, caldo in questo momento. sei tu che il prendi piercing freddo? è freddo. Ma è lui che manda sì. freddo a te o... È il piercing che manda il freddo, Ah, però ecco. c'è tutto il contorno caldo. Ah, hai capito lui? È come il gelato cinese. Caldo fuori e E tutto ghiacciato il dentro. discorso si riduce al gelato cinese, la palla fritta con dentro il mandorla. gelato. Io sono rapita da vabbè. tutta sta poesia, Emilio. Senti, Federico, abbiamo già sentito. Il piercing? Non amo i piercing, quindi... Non avevo dubbi, Nicolas. Guarda, sì. Io già avevo non immaginato la sua dubbi. fidanzata tutta Esatto. No, no, piena di cioè, piercing. per dire, no, vabbè, gli orecchini, quelli indubbiamente. Conosco una ragazza, una mia amica, magari in questo si identificherà, che addirittura, questo ha avuto una fortuna, ha 2 nei qui, in questi 2 punti, e quindi non ha nemmeno i buchi nelle orecchie, quindi proprio perché dice poi fra l'altro ha trovato la scusa che sono volgari, allora di lì. E quindi ci lei sono... c'ha i nei, Esatto, c'ha sono già un ornamento perfetto e quindi niente orecchini. e quindi niente orecchini. Io già stavo quindi- pensando, conosco un'amica che ha un piercing nella zona no. sotto, invece lui con No, la sua siccome- delicatezza ha tolto fuori 2 nei poco volgari, Esatto. dei lobi delle orecchie, Quindi- perfetto. Esatto, questa è un'occasione in più, insomma, per ribadire che ci sono gli estremi da ambedue le parti. No, ecco. assolutamente, assolutamente. Sentiamo Jonas su questo. A me piacciono i piercing, dilatatori, qualsiasi cosa. Se li vedo in una ragazza, beh, lo noto e quindi dico, questa più o meno gli piacciono i miei stessi gusti, quindi più o meno già la guardo e già l'accetto, diciamo. Ok, quindi, sì, poi vabbè, poi si cambia, perché io prima ne avevo Poi giustamente, parecchi. come ha detto Nico, il piercing nella lingua ha tutta Ha una il sua suo storia. perché. Bah, chissà, dovrò trovare qualcuno con questo piercing nella lingua per capire sto caldo e freddo, cioè, studio anatomico sulla trasmissione esatto, Magari del si può calore. portare un cacciavite, tu ogni tanto tocchi, no? Che con la Sì, parte esatto, meccanica esatto, e vediamo non che c'è bisogno succede, esattamente. per creare il contrasto. Ma ragazzi, parliamo di bugie, Ma quanto conta una balla fatta bene, detta bene, piuttosto Tantissimo. che... Tantissimo, piuttosto che stare lì a spiegare, a fare. C'è un unico inconveniente, te le devi ricordare tutte. Mannaggia. È lì Perché che la si donna fa- ricorda tutto, per filo, per segno, anche gli articoli che usi. Se sbagli articoli... Ah, ma l'altra volta hai detto... allora vero. tu o ti hai un bel taccuino liar, E qua c'è Nicolas che può tranquillamente dire che lui tramite la sua organizzazione di Facebook magari dovresti farti anche il gruppo delle Sì, palle esatto, dette. Esatto. esatto. Un bel appuntino No, dai, su quello che bisogna ricordare. insomma, un buon giurista deve avere una buona memoria. Quindi... Assolutamente. E qui c'è una reticenza manzoniana in questo. Non dico se le dico o non le dico perché sennò sono bastonate. Esatto. D'accordo. Detto questo, io direi che Emilio si può fare il punto della situazione e quindi, Bene. anche perché Emilio, non so se avete notato, ma prende appunti in continuazione, quindi siete sotto psicanalisi. Allora, io direi che appunto abbiamo aperto questo tema che sicuramente approfondiremo nella prossima puntata, questo della sincerità e della bugia. Questa puntata, ciò che è emerso dai nostri ragazzi in studio è sicuramente il fatto, qualcosa che potrebbe sorprendere le nostre signorine a casa, ovvero che ciò che più li stimola è sicuramente ritrovare questa complicità, questo essere compresi, quindi questo trovarsi anche,
che può essere visto sia attraverso l'aspetto, quindi ciò come ci si propone, che non deve essere una identicità, cioè ad esempio, Certo. ma semplicemente nel sentire che c'è questa convergenza di umanità. Può essere anche attraverso un segno estetico, quale che può essere il piercing, no? Quindi gusti simili. Però soprattutto il fatto di vedere la donna che prova, cioè ci dice mi piace. Questa è la cosa veramente fondamentale. La donna che dice mi piaci tu, mi piace ciò che stai facendo, e questo è veramente stimolante per l'uomo. Quindi l'uomo cerca delle conferme anche a se stesso, forse. Ma quello è un aspetto, diciamo, che è importante, quello della conferma, però è soprattutto il messaggio, diciamo, che stimola di più la libido, è il fatto di sentire che alla donna piace. Conferma in quel senso, quindi. Esatto, D'accordo. esatto. Quindi... Perfetto. Emilio, grazie infinite, grazie ai nostri ragazzi per essere stati qua con noi e noi vi diamo appuntamento alla prossima. Vi ricordiamo che per qualsiasi suggerimento, qualsiasi cosa vogliate farci sapere, esiste una mail ed è programmi@di-tv.net e noi vi diamo appuntamento alla prossima. Grazie, ciao! E allora, avete visto che interessante la puntata di Love condotta da Paola Assini? Bene, io sono sicura che a voi, ad alcuni di voi, abbia fatto tornare in mente dei ricordi che magari era da un po' di tempo che erano sopiti nella vostra memoria. Questa puntata di Diffusion si chiude qui, io vi ricordo che ci potete seguire anche sul nostro canale YouTube e poi non perdere niente, neanche un'anticipazione, se venite sulla nostra pagina Facebook. Prima di darvi l'appuntamento a domani che giornata è? Vediamo se ve lo ricordate. Domani è mercoledì e parliamo di stile, parliamo di moda, parliamo di look assieme a Valentina. Domani la puntata è particolarmente curiosa perché si parla del look adatto se si deve partecipare a una commedia teatrale e poi Valentina ci insegna a fare uno scrub per ogni tipo di pelle e poi ancora nail art, le unghie, ma come le facciamo? Questa volta le facciamo sfumate. A domani!